Bentrovati a un nuovo appuntamento con il CONI Veneto. Oggi parliamo di sport, di atletica e non solo. Abbiamo con noi Andrea De Lazzari. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Direttore tecnico di ATL Etica. Io andrei subito a capire cos'è ATL Etica, di cosa parla, di cosa fate, che discipline avete. Allora, l'ATL Etica è una società senza scopo di lucro che appunto principalmente fa atletica leggera per tutte le categorie, dai ragazzi piccoli fino all'assoluto, ma non solo, nel senso che siamo affiliati è una società multidisciplinare e quindi siamo affiliati anche ad altre federazioni tipo la footbike, la pallavolo, il bob da pochissimo, e quindi la ginnastica artistica la trattiamo perché le specialità per esempio dell'atletica leggera richiedono l'acrobatica e quindi facciamo un'attività ampia e diversificata oltre che la sola atletica. Fantastico, ma a questo punto proviamo ad andare un po' più nel dettaglio. Quanti atleti avete? Noi quest'anno abbiamo superato i 300, abbiamo una squadra assoluta, delle squadre giovanili della categoria allievi e junior. Mi piace ricordare che ATL Etica ha partecipato al campionato Under 23 che unisce la categoria juniores e le promesse. Però noi abbiamo partecipato solo con i juniores ed eravamo l'unica società italiana che nella possibilità di gareggiare in un tempo di 5 anni abbiamo gareggiato con solo atleti dei primi 2 anni di categoria juniores. Siamo stati fuori dalla finale per poco, però potremmo autodichiararsi campioni italiani juniores, perché l'unica squadra in Italia che aveva adempiuto a tutte le coperture delle specialità con solo juniores. Fantastico. Ecco, per cui i ragazzi che ci guardano da casa e anche i genitori che cercano un posto, un luogo dove mandare i propri ragazzi a fare sport, ATL Etica può rispondere a tantissime richieste, a tantissime scelte che potrebbero fare i ragazzi. In particolare, adesso me ne viene in mente una un po' curiosa che mi raccontava Andrea prima che entrassimo in trasmissione, il bob. Questa un po' mi fa venire in mente, vi ricordate quel vecchio film dove c'era la squadra dalla Giamaica che voleva vincere le Olimpiadi e uno diceva in Giamaica, la neve non ce l'avete. Diciamo che siamo stati realmente ispirati da questo film nel fare questa esperienza. Dobbiamo ringraziare Fabio Gallinaro che è il direttore tecnico del Bob Club di Cortina, ex atleta, è stato anche un mio atleta, che ha fatto sia atletica che bob. E quindi ci ha invitato a pensare a una collaborazione tra ATL Etica e il Bob Club di Cortina. Noi siamo andati, i nostri ragazzi, per esempio la sperimentazione fatta sui test, sono molto giovani rispetto agli atleti che diciamo, sono abituati a testare, che sono più adulti. Il bob pesca dall'atletica, ma c'è sempre quella paura che ti portino via i ragazzi e quant'altro, invece noi riteniamo che la multidisciplinarità arricchisce il ragazzo e quindi non abbiamo paura, anzi abbiamo messo a disposizione i nostri migliori talenti, quelli più forti, che erano la squadra che aveva appena vinto il campionato italiano allievi di prove multiple, Decathlon, e Faganello che aveva vinto il campionato italiano di salto in alto nella categoria cadette. E come sta andando questa squadra? Quest'anno penso sia l'anno, noi siamo diventati famosi nel 2001 per aver tesserato Gianmarco Tamberri quando era uscita dalle Fiamme Gialle e l'abbiamo portato alle Olimpiadi e il giorno delle Olimpiadi invece era già con le Fiamme Oro, però alle Indoor a Toro ha vinto una medaglia d'argento con ATL Etica e lì abbiamo creato una buona attività mediatica e siamo cresciuti molto e quindi ringraziamo Gianmarco che è stato per noi un atleta che ci ha fatto fare un grande salto di qualità anche nella comunicazione. Ma quest'anno abbiamo vinto, penso, quasi tantissimo per la nostra società, abbiamo vinto un titolo italiano cadetto nel salto in alto con Faganello, un titolo italiano nel triplo juniores con Tomè, un titolo italiano nel salto con l'asta con allievi con Elia Dall'Antonia
E poi ciliegina sulla torta, siamo stati scudettati perché abbiamo vinto il titolo italiano a squadre di prove multiple. Ecco, i decatleti sono quegli atleti più completi e qui è nata l'idea: portameli su, sono in 4, proviamo a farli salire in un bob, e hanno fatto i primi test di spinte. Ovviamente la pista di Cortina non è ancora, è in costruzione. Lo sappiamo. Esatto, e quindi proveranno invece sotto Natale, li porteranno ad Innsbruck, che c'è una pista vicina, per fare la prima sperimentazione di discesa all'interno di una pista vera. Però i tempi che hanno creato nelle spinte, questi ragazzini che rispetto ai ragazzi testati della nazionale sono anche molto più giovani, erano buoni, ottimi, quindi insomma c'è del talento da mettere a disposizione per lo sport in generale, come lo mettiamo per la foot bike, come lo mettiamo per la pallavolo e quant'altro. Mi citavo appunto questa foot bike, che personalmente, ammetto, mea culpa, era una cosa che non conoscevo. Cos'è la foot bike? Allora, la foot bike è il monopattino sportivo muscolare. È una specie di... Lo vediamo adesso. È un monopattino con ruote grandi da ciclismo, addirittura quelli agonistici competitivi, la ruota davanti da 28 è pari a quella dietro da 28 per gli adulti. Vengono azionati con la spinta del piede. E ci sono vari tipi di gare, alcune nello sprint si fanno proprio in una pista di atletica, quindi gare sugli 800, sui 200, sui 400, vengono cronometrate come le gare di atletica, e poi ci sono quelle su strada che hanno lunghezze diverse, un po' come l'atletica, il mezzo fondo, il fondo e la maratona, no? Allora ci sono gare che vanno sui 6.000-7.000 metri, la 21 e la maratona. È incredibile. Quindi sì, un'altra disciplina ancora che i nostri ragazzi potrebbero sperimentare. E io direi che ADL Etica è veramente, se posso dire, una sorpresa, perché è un luogo dove i ragazzi possono trovare tantissimi sport diversi. È vero l'atletica, ma non solo, come abbiamo appunto visto. Ecco, se dovessimo fare un appello ai ragazzi che ci guardano da casa, alle famiglie, alle mamme, ai genitori in generale che dicono: che sport faccio fare a mio figlio? Invitiamoli ad ADL Atletica. Sì, io invito tutti i ragazzini che vogliono provare a fare sport di raggiungerci. È anche facile a Treviso perché siamo presenti noi li chiamiamo, oltre che alla nostra sede legale operativa principale che è a San Vendemiano, siamo presenti a Oderzo, Motta, Cimadolmo, Ponte di Piave, Spresiano, Silea, San Donà, in un centro vicino collegato con alcune società amiche, e quindi possono raggiungerci, ci trovano nel nostro sito che è atletica.it, e quindi insomma venite che vi accogliamo tutti. Bellissimo. Allora, diamo appuntamento ai ragazzi a incontrarvi, provare questo tipo di discipline, provare questa multidisciplinarità, anche perché un ragazzo può entrare a fare atletica, magari il salto con l'asta, piuttosto che correre in pista, e scoprire che poi invece ha un talento nel bob. Una ragazzina potrebbe fare la ginnastica, per esempio, mi raccontavi prima, no? C'è anche questa possibilità. E questa diversità di discipline probabilmente è un po' quello che cercano i nostri ragazzi oggi. Diciamo che prende lo spunto dalle vecchie polisportive di una volta, che le polisportive avevano varie società, poi quella del calcio, quella dell'atletica, però poi era più difficile il passaggio da una disciplina all'altra se uno voleva cambiare, per esempio. Invece atletica è il contrario, è un unico soggetto che ha più affiliazioni, paga un'unica retta e può fare tutto. Fantastico. Beh, allora, diamo appuntamento ai nostri telespettatori, alle famiglie, ai ragazzi che ci guardano la prossima settimana, e vi anticipo già, torneremo con Andrea De Lazzari perché avrà altre cose interessanti da raccontarci. Arrivederci a tutti. Arrivederci.